Ciao, sono Chiara Spinato, sono il direttore generale di Health City Institute, che è un think tank che si occupa di studiare e monitorare i determinanti della salute all'interno delle città, dei contesti urbani, a livello nazionale, soprattutto in collaborazione con ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e internazionale attraverso dei forti link e legami di progettualità in Europa e a livello anche internazionale col progetto Cities Changing Diabetes. Oggi qui a Verona ci siamo soffermati su due grandi temi: come rendere le nostre città, i nostri contesti più camminabili attraverso l'implementazione e la pianificazione delle città con percorsi di arredo urbano, di parchi attrezzati come palestre a cielo aperto, di una vivibilità attraverso la mobilità dolce della città a livello di occhi, di sensibilità. Oggi infatti il titolo del nostro workshop era come creare una città sensibile. Creare delle città camminabili o anche corribili significa garantire uno stile di vita migliore e più sano ai nostri cittadini, rendere semplice questa scelta perché nelle azioni di vita quotidiana questo diventi un'abitudine. Ci siamo poi soffermati su quella che è la missione dell'Health City Institute, che appunto parte dal concetto da sviluppare della salute come bene comune, un bene che come tale quindi è indivisibile, spetta a tutti, ma spetta a tutti anche la sua cura, la sua preservazione e la sua promozione a livello di comunità, di reti e di alleanze. Nessuno da solo è più in grado di garantire un livello di salute accettabile, e specialmente nei contesti urbani dove le disuguaglianze sono sempre più ampie, ma dobbiamo cercare quindi di attivare delle collaborazioni multidisciplinari, multisettoriali anche su più livelli. Le istituzioni devono dialogare con le partecipazioni attive, devono progettare con le associazioni, devono sapere interagire col linguaggio accademico. Questa è quindi la missione del nostro istituto e auguro che Verona con oggi prosegua e potenzi un processo partecipato che è attivo ed è pieno di stimoli e di bisogni che vogliono trovare una risposta, una messa a terra. Prima ancora della lotta alla sedentarietà, sicuramente un effetto di inclusione sociale e di integrazione del tessuto urbano. Un campetto o un luogo abbandonati, se rivitalizzati, possono diventare il fulcro, il centro del benessere e della qualità di vita di tutte le generazioni e di tutti i livelli di abilità. Secondariamente è evidente, i dati sull'obesità e sulla sedentarietà ci dicono che i costi e le proiezioni dei livelli di incidenza sulle malattie cardiovascolari e croniche non trasmissibili sono altissimi e insostenibili. Quindi se noi vogliamo continuare ad avere un sistema sanitario che sia universalistico, garantito a tutti, dobbiamo sicuramente partire da azioni di promozione che passano dai parchi, dal camminare, dal correre e dal fare comunità.